acqua chiara. Cari amici, ben ritrovati, nuova puntata di Venti del Territorio. Quest'oggi una puntata speciale perché è un posto speciale, non c'eravamo mai stati prima, siamo a Santa Mama di Ciano del Montello, comune di Crocetta del Montello. Siamo in compagnia del nostro caro amico Bruno De Faveri, che è il presidente ad honorem di questo comitato. Ben ritrovato Bruno, è un piacere rivederti. Grazie, grazie. E che dire, dopo 2 anni si riparte anche qui a Santa Mama con questa bellissima festa di 2 weekend, vediamo. Sì, con 2 weekend siamo partiti la settimana scorsa e adesso questa settimana facciamo 14, 15 e 16 con la chiusura della festa del bambino. Dai torrenti ai fossi, sopra un letto de sassi, porta via sto scoasso. Una festa ricca di eventi ma anche ricca di piatti tipici. Quali sono? Beh, sono i piatti tipici nostri ormai di tanti anni. C'è la trippa vicentina, c'è il baccalà, poi abbiamo il piatto della casa, i chiodini, il musetto con erbe e dopo i classici, diciamo, piatti alla griglia, che sono le bracciole, che sono le bistecche di cavallo e via di seguito. Però i nostri piatti forti sono quelli casarecci. Strasade non basta piave, ma riesca a salvarne non è lavapi. Sicuramente, ad esempio ieri sera noi abbiamo avuto la cena del chiodino, che è una ritualità che camoniano. E guarda caso ieri sera abbiamo invitato qui da noi la vecchia storia di questo comitato. C'erano 5, diciamo, non si può dire anziani, ma insomma diciamo di sì, che hanno una certa età, non sono più qui con noi a aiutarci, però era giusto che erano qui con noi, perché questo comitato, come vi dicevo, è nato circa 50 anni fa. C'era già una piccola sagra, una piccola festa che era come un ringraziamento contadino. A 50 anni circa abbiamo detto, beh, proviamo a fare qualcosa di più e siamo arrivati oggi a questa. E quindi un grazie a tutti i volontari. Certo, adesso ai giovani che fanno parte, un grazie in particolare io voglio dedicarlo con tutto il cuore a Sergio Masura, che è il nuovo presidente, e che si dà veramente tanto da fare, ma dopo le cuoche, i ragazzi, tutti quelli che ci danno una mano. Oh, piave, no que se piave, no vemos que chave, chava y segaremo, e quando podemos chavarsene più. Abbiamo vinto un premio e siamo ambasciatori dell'economia civile. Siamo stati premiati a Firenze come primo comune in Italia ad essere portatore di un'idea. Abbiamo in effetti raccontato nient'altro che la nostra storia e quello che stiamo facendo. Di fronte a un grosso problema come quello che effettivamente stiamo vivendo qui da noi, cioè la costruzione di 4 grossi bacini di laminazione per 40 milioni di metri cubi qui dietro nell'area delle Grave di Ciano, stiamo cercando di superare una posizione che possa essere quella che in gergo si dice di NIMBY, cioè semplicemente non volere questo intervento in casa nostra, con una visione più ampia, una visione che possa interessare tutto il Piave, che porti alla sua rinaturalizzazione nell'ottica di prevenire quello che è il rischio idraulico. Quindi stiamo cercando, condividendo con le amministrazioni un po' alla volta e allargando sempre più il nostro percorso e la nostra idea, cercando di portare una visione nuova su quello che è il Piave. Sangue dei 20 anni, al tuo pianto i segasmi si ha, adesso agre meno ienao. Tanto è il lavoro che è stato fatto in particolare proprio dal Comitato Festeggiamenti di Santa Mama. La promozione del territorio passa attraverso questi eventi, la promozione dei suoi prodotti, in questo caso la castagna, ma loro di fatto valorizzano i funghi, valorizzano tanti altri prodotti che qui sono emblema di cosa? Di un'unica area speciale. Io credo che il Montello, come lo sono anche le Grave, e loro insieme rappresenti un unicum che chi meglio di loro da un punto di vista sia così di comunità che anche di saper proporre momenti e prodotti che sono tipici di questo territorio riesce a valorizzare. Grazie sempre, grazie infinitamente, forse questo è veramente uno dei momenti più tipicamente montelliani che riusciamo a proporre qui da noi.
piave piave no che se piave, no avemo pieciave, ciavai se gavemo e quando podemo ciavarsene pi. Noi, come abbiamo già detto, continuiamo stasera, domani sera e domenica. Speriamo che dopo 2 anni di fermo, pensavo che di Santa Mamma tanti si fossero dimenticati, invece ho visto tantissima gente e vuol dire che abbiamo segnato un po' bene. Grazie a tutti e vi aspetto nel prossimo anno, speriamo. E quindi anche noi di Eventi del Territorio ci uniamo, vi aspettiamo qui domani e domenica a Santa Mamma, oppure se non fate tempo ricordatevelo, mettetelo nell'agenda prossimo anno 2023. Grazie mille Bruno e adesso andiamo a cenare. Segaremo e quando podemo ciavarsene pi. Oh, piave, piave, ste strade, ste cave, ste terre strasade, no basta piave, Maria e salvarne non è la da più.